Alta, che dovrebbe essere con noi, è un attimo in ritardo, ma intanto io vi racconto qualcosa di questo festival. Benvenuti alla Notte dei Lettori. Inaugurazione ufficiale è stata il 6 giugno qui sotto la loggia del Lionello e continuano questi appuntamenti fino a domani. La Notte dei Lettori, che però è tante notti, è una notte infinita, è cominciata con un'anteprima itinerante che ci ha visto presenti in ben 30 comuni, con un centinaio di eventi che sono durati per 1 mese e 10 giorni. È stato un bel percorso alla scoperta di borghi, di luoghi, Borgo Nonino, che abbiamo qui Antonella Nonino, grazie per l'ospitalità, e per tutti i comuni che ci hanno ospitato. Abbiamo scoperto gruppi di lettura, associazioni, e via via siamo arrivati poi al 1° giugno, quando sono iniziate le anticipazioni qui in città, fino poi al festival vero e proprio. Tema di quest'anno è il viaggio che abbiamo sintetizzato in una citazione di Franz Kafka, proprio per fare un omaggio a questo scrittore per il centenario della sua scomparsa e per entrare dentro il tema del viaggio. Siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può. E questa è la frase con cui Kafka, insomma, mette l'attenzione più sulla partenza, su quello spirito, su quell'andare, piuttosto che sulla meta e sull'epilogo. Ed era così anche per la sua scrittura, in fondo, che spesso rimaneva incompiuta. E allora il viaggio l'abbiamo declinato in tante sfumature, in tanti aspetti, via via: il viaggio dell'uomo singolo, il viaggio collettivo, di popoli, il viaggio come ricerca, come fame di conoscenza e di curiosità, ma anche spesso il viaggio proprio come fuga da una situazione difficile, come ricerca della libertà. E allora via via tanti sono stati gli appuntamenti. Io vi vado magari a ricordare, prima di entrare nella presentazione, degli amici che ci racconteranno qualcosa di importante, perché qui ci sarà un ponte significativo tra Italia e Francia attraverso le poesie di Pierluigi Cappello, ma in attesa di Gianmario Vilalta, che non vedo all'orizzonte, vi racconto il programma, che cosa succederà più tardi. Allora, qui alla Loggia del Lionello alle ore 20, appuntamento immancabile con Angelo Floramo. Ormai non serve metterlo in locandina, tutti lo aspettano il sabato della Notte dei Lettori alle ore 20, sanno che c'è Angelo, e ad Angelo chiediamo ogni anno di fare il punto, come lui sa fare, che ci sa incantare, sul tema scelto per l'edizione, e quindi ci parlerà del suo viaggio. E il viaggio per Angelo Floramo è Balcani, e allora andremo a scoprire la storia del Balcani questa sera alle ore 20 con la presentazione del suo ultimo libro, che è edito Bottega Errante. E poi vado ad alcuni appuntamenti di domani, poi magari torniamo all'oggi. Domani mattina alle ore 9, passeggiata, anche questo è un appuntamento che non può mancare. Qui abbiamo Maria Grazia Plunchino di Italia Nostra, della sezione di Udine, grazie per essere qui, ed è una delle associazioni che partecipa proprio alla Notte dei Lettori, insieme a Paolo Medeossi, che è la memoria storica di Udine. Una passeggiata domani mattina. L'appuntamento è alle 9 in piazza 1° Maggio. Andremo alla scoperta di una Udine magica, piena di aneddoti, anche di curiosità architettoniche, storiche e artistiche. Domani alle ore 11 poi al Palamostre, grande ospite di livello nazionale, Ascanio Celestini, grande regista, grande attore, ma sarà ospite in veste di scrittore, con il suo libro edito Inauti. Ci porterà 80 anni fa a Roma, nella Roma della Liberazione, 4 giugno 1944, attraverso una storia che è una storia di famiglia. E poi domani alle ore 17 qui in Loggia del Lionello abbiamo Toni Capozzo che ci parla della
guerra, cos'è la guerra, con il suo nuovo libro, raccontata ai ragazzi attraverso un linguaggio per loro accessibile, attraverso delle immagini che raccontano delle guerre proprio in corso. E poi sempre domani qui in loggia alle ore 20 spassosissimo incontro con Luca Bianchini, che è conduttore radiofonico, è scrittore, lo vediamo spesso in televisione con la sua ironia, e verrà a presentare il suo giallo Il cuore è uno zingaro, che già nel titolo fa capire che dietro c'è tutto una colonna sonora revival. Insomma, sarà un bell'incontro leggero, e poi la serata di domani si concluderà con il concerto Spirit of Peace in Corte Morpurgo. Ma non vi ho detto che cosa succede stasera, appunto, dopo Angelo Floramo, quindi abbiamo detto alle 20 appuntamento qui con Angelo, poi qualcosa veramente di eccezionale, di straordinario. Saliremo tutti in castello, perché alle 22:30 ci sarà Skyline, uno spettacolo mozzafiato di danza verticale, danza sulla parete del castello, perché viaggiare significa anche, perché no, puntare al cielo. E allora questo accadrà questa sera. Io quasi quasi mi informerei su a che punto siamo e dove si trova Gianmario Villalta. Non so se siete d'accordo, perché altrimenti magari è il caso, no, di iniziare. Proviamo un attimino a informarci. A tra pochissimo. Accomodatevi, intanto sta arrivando. Accomodatevi intanto, venite. Gianmario Villalta alla notte dei lettori, ti stavamo aspettando. No, dai, ti perdoniamo, adesso che sei arrivato sei già perdonato, va là. Accomodatevi, io ti metterei al centro forse, che così, come vuoi tu. Sì, mi pare che possa andare così. Allora, e nel frattempo abbiamo ricordato quella che è la nostra citazione. Franz Kafka, dicevamo, siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può. A proposito di Pierluigi Cappello, noi siamo stati nell'anteprima a Chiusaforte, abbiamo fatto una bella passeggiata, abbiamo avuto ieri qui Eraldo Affinati, e tra l'altro proprio lui mi ha detto di salutarti in modo proprio affettuosissimo, e proprio Eraldo Affinati insieme a Alessandro Fo hanno presentato ai Colonos quella che era appunto Mandate a dire all'imperatore. Ne abbiamo parlato anche alla radio con Federico Rossi, anche lui porta i saluti, per cui è bellissimo. Vedi, c'è Paolo Medeossi, un altro amico di Pierluigi Cappello. È bello anche questo incontro perché permette una serie poi di intersezioni. Mandate a dire l'imperatore, noi abbiamo scelto Kafka come citazione, ed è proprio un titolo che si rifà a un racconto di Kafka. E allora vi vado a presentare velocemente Bernard Vanel, che è scrittore, poeta e traduttore. Avrete modo poi di capire, visto che il tempo stringe,
sarò proprio così breve, e Cindy Sulà, che invece è l'illustratrice, poi capirete perché l'illustratrice, perché c'è anche un altro volume, Gianmario Villalta, scrittore, saggista, poeta, curatore di Pordenone Legge. Siamo qui per presentare un'edizione che porta i versi di Pierluigi Cappello in francese, e mi piace ricordare proprio il titolo di un saggio bellissimo di Gianmario Villalta, che è La poesia ancora. Quanto è bello quel saggio, dove tu ci dici che la prosa lirica e narrativa è il motore segreto del mondo. Grazie, grazie, e vi dico sinceramente una cosa: mi vergogno, perché non mi è mai capitato, frainteso l'orario, e nonostante dopo che ci siamo sentiti mi sono messo a correre, credo di aver preso anche qualche multa, non lo so, ma ho cercato di arrivare. Io pensavo che fosse alle 18, non so per quale ragione, perché sono giornate, settimane infernali di impegni. Mi vergogno, mi scuso. Non mi vergogno affatto invece, e anzi sono veramente felice, perché di presentare questo libro, di parlare di questo libro, parlare di un libro di Pierluigi e di Pierluigi per motivi che sono anche evidenti. Era un poeta notevole, ma era un moltiplicatore di amicizia, era qualcuno che ti insegnava là anche dove tu non vedevi il valore della vita. Io questo lo metto sempre in evidenza, anche in questa insomma breve, forse inutile prefazione. La qualità della persona ho voluto che fosse legata alla qualità del poeta, perché secondo me poi, insomma, è vero che ci sono anche certi poeti che dicono che sono molto grandi, però che se fossero delle brutte persone, ma non lo so se succede. In questo caso assolutamente no. In questo caso assolutamente no. Abbiamo un libro, mandate a dire all'imperatore, che è, diciamo, l'apice poi anche di una carriera poetica. Adesso io non sto, un po' ricordato una prefazione, ma insomma Pierluigi è un'altra cosa importante, come tutti i poeti notevoli diventano poeti credendoci, lavorando, facendo dell'esperienza della poesia altra esperienza della poesia, con la curiosità, con l'attenzione, con il lavoro, con la meditazione. Pierluigi aveva un talento straordinario, quello o ce l'hai o non ce l'hai. La sua finezza, la sua capacità, il suo orecchio per il verso, per quello che fa la poesia, cioè il legame mosaico, diceva Dante, cioè il modo in cui si tengono insieme la musica, la scelta delle parole, il ritmo, la scansione grammaticale della strofa, del periodo, quella roba lì, insomma, fa parte anche di un talento. Ma il talento non è abbastanza, e sono tempi in cui, adesso vi stupirò un po' dicendo questa cosa, ma bisogna anche andare contro il proprio talento per riuscire a elaborare una forma propria, più originale, non facile da, diciamo, organizzare, da distribuire. Pierluigi ha fatto anche questo, un talento straordinario, proclamato, acclamato come scrittore sia in italiano che in Furlan, per il fatto che erano opere fantasmagoriche. Le sue poesie, le sue prime poesie, si sente proprio che fa quello che vuole dal punto di vista del ricamo, del contrappunto, dell'uso della lingua, ma non gli bastava il talento. E là è andato contro quel talento a cercare una voce più piana, più profonda, più interrotta anche, fino ad arrivare a quelli che sono i capolavori, che ci sono anche, che ha una sorta, io lo definisco, di epica minima, ma l'unica epica possibile oggi. Cioè quando si parla delle persone come appartenenti a un mondo, e si parla di quel mondo, e si parla in termini di quello che succede a tutti noi, cioè del fatto che non abbiamo più come, diciamo, prospettiva l'eroismo, non abbiamo più come prospettiva chiaramente
enormi visioni che comprendono tutti e tutto il mondo, ma abbiamo la coscienza, ecco, che venga fuori del dolore della vita, del sacrificio, della capacità però di vedere anche dove la vita crea o chiede altra vita e dove è importante. Io adesso poi riprenderò dopo, ma insomma voglio babacciare sempre io, lascerei invece a Bernard la parola, scusami, ma perché è lui che può parlare dell'iniziativa, da dove nasce l'idea di questo libro e quale l'operazione culturale appunto sta promuovendo per la poesia italiana in Francia. Buonasera a tutti. Io vengo dalla Francia, non parlo il friulano, un po' l'italiano, dunque proverò di farmi capire. Prima di... Loro parlano italiano, Anche loro parlano italiano, bene allora. Prima di tutto vorrei ringraziare l'organizzazione per l'accoglienza e con un ringraziamento particolare per le dottoresse Cristina Marsili e Martina Del Piccolo per la loro pazienza, perché da parecchi mesi siamo in contatti e non si sapeva esattamente se si potrebbe fare, e sono felicissimo di essere qui per parlare del libro di Pierluigi Capello. Sono presidente di un'associazione culturale franco-italiana chiamata L'Ours de Granit, che pubblica libri, organizza anche mostre e realizza qualche filmato. Questa associazione, questa casa editrice è nata nel gennaio 2021 e da 3 anni abbiamo pubblicato 11 libri. Quello di Pierluigi Capello è il penultimo. Allora, abbiamo 3 collane, una collana letteratura, una collana storia, una collana fotografia. Lavoriamo con una signora di Parigi che è editrice alla casa editrice Le Seuil e che dà la dimensione un po' professionale al nostro lavoro. Senza di lei penso che i libri sarebbero molto diversi. Allora, abbiamo anche come madrina di questa casa nostra Sylvie Germain, che forse è poco conosciuta o meno conosciuta in Italia, ma che sarebbe una delle più grandi scrittrici francesi contemporanea. E per caso l'ho conosciuta, suo babbo era un prefetto della Lozère negli anni 60 e dunque c'era questo legame. Allora, perché pubblicare Pierluigi Capello? La prima cosa che posso dire è che finora era assolutamente inedito in Francia e l'abbiamo pubblicato nella coscienza che questa pubblicazione sarebbe un fiore per la nostra casa editrice. La seconda, se si deve trovare ragioni, sarebbe che 2 anni fa, nel 2022, abbiamo pubblicato, nell'occasione del centenario della sua nascita, un libro su Pasolini. E Pasolini ci ha ravvicinato un po' al Friuli perché lui, anche nato a Bologna, ha vissuto qui vicino a Udine. E anche lui ha scritto in lingua friulana. E poi, altra cosa, io vengo da una cittadina francese che si chiama Mende, dove c'è una comunità italiana molto importante e tra queste persone ci sono parecchi friulani. E posso dare qualche nome di amici che fanno parte della nostra associazione: Mocellin, Crestan, Sebelin, vedete subito che sono friulani. Un'altra ragione che si potrebbe dare è che la zona da dove vengo parla una lingua chiamata lingua d'oc, che è stata la lingua nella quale si è scritta la prima poesia europea. E so che Pierluigi Capello, anche lui, a lui piaceva molto il friulano, ha scritto anche testi, anche nel libro Mandate a dire all'imperatore ci sono testi scritti in friulani tradotti in italiano. E l'ultima ragione, un po' lontana, ma c'è una rete di simboli così interessanti.
Il secondo libro che abbiamo pubblicato è un libro di storia, la corrispondenza del maresciallo Duroc. Duroc che trovava le sue origini nel nostro dipartimento, era l'amico preferito di Napoleone e Napoleone alla fine della sua vita l'ha fatto duca del Friuli. Dunque ci sono legami tra la nostra zona e il Friuli, che sono legami simbolici, dicevo, ma che esistono. Allora, poi come si è fatto il libro? Ho incontrato a Montpellier, che sarebbe la capitale della regione Occitanie, della lingua d'oc, ho incontrato un docente dell'università Paul Valéry, che lui aveva fatto la traduzione di queste poesie. Lui, Gianni Angelini, mi ha detto sarebbe bello di pubblicarlo, soprattutto che non è ancora stato pubblicato in Francia. E dunque ci siamo incontrati e questo giorno lì c'era anche Cindy, che lei è un'artista, pittrice, che vive nei dintorni vicinissimi di Montpellier, e abbiamo pensato un po' come fare e lei si è proposta anche di fare riflessione per vedere come illustrare la copertina e ne parlerà dopo un po'. E dunque abbiamo fatto questa traduzione insieme con Gianni, abbiamo letto, riletto e poi siamo arrivati alla fine dell'anno scorso, il libro era pronto e noi lavoriamo con una tipografia toscana a Pontedera, la Bandecchi Vivaldi, e questo è il legame, perché quello che non è detto che questa associazione L'Uso Granit è nata di un gemellaggio che ho fatto più di 30 anni fa tra la mia cittadina di Mande e la città di Volterra, dove sono andato parecchie volte, ho anche scritto libri su Volterra e ho tradotto anche altri poeti e dunque lavoriamo con questa tipografia. E il libro era quasi pronto e ho chiesto a Gianmario, che avevo già tradotto in un'altra occasione e lo volevo stasera ringraziare per aver curato questa prefazione. Dunque lui ci ha proposto queste righe di presentazione, sicché il libro ora è qui, tutto pronto. Allora quello che mi dispiace è che ne avevo mandato 10 copie e sono già sparite. Ne rimangono più, perché il libro, mandate a dire all'imperatore, è esaurito in Italia, non si trova più. Qui è un'edizione bilingue, sicché c'è l'italiano e il francese. Allora, se volete ordinarlo, mi sembra che potete farlo presso la libreria moderna via Cavour. E questo, consigli per gli acquisti? Consigli per gli acquisti? Sì, ecco. No, facciamo una cosa, sì. Perché la poesia prima di tutto. E vuoi leggere tu in francese? Allora, tu leggi, perché io leggo in italiano, poi tu leggi in francese, così sentiamo. Io avevo scelto 2 poesie, perché... No, le ho cambiate. Ah, cambiato, vai. Erano quelle che avevano i segni? No, perché io pensavo a ombre e ai vostri nomi. Erano quelle che avevano i segni? No. Allora non ho cambiato niente, ma io ho scelto se hai scelto delle più poesie brevi, sì, più brevi, perché loro sono lunghississime. Perché meglio poi così. In caso poi ne leggiamo una lunga. Prima leggo io. Tu ce l'hai il libro? No. Se no ti presto questo. Ah, sì. Allora, perché la poesia è bello ascoltarla e sentire come viene in francese. Voi sapete, tutti che conoscevate Pierluigi, e chiaramente è impossibile per me leggere bene come lui. Non so se vi ricordate come leggeva Pierluigi, ci teneva molto al suono vivo della parola e scriveva con questa funzione, con questa idea in testa, e quindi le sue non sono poesie facili, ma arrivavano facili quando le leggeva lui, perché aveva questa capacità di leggere e di interpretare anche leggendo. Questa Da lontano, Delon. Scelgo delle poesie brevi perché non ho la forza. Da lontano. Qualche volta, piano piano, quando la notte si raccoglie sulle nostre fronti e si riempie di silenzio e non c'è più posto per le parole
e a poco si raddensa una dolcezza intorno, come una perla intorno al singolo grano di sabbia. Una lettera alla volta pronunciamo un nome amato per comporre la sua figura. Allora la notte diventa cielo nella nostra bocca e il nome amato un pane caldo spezzato. Sì, sarebbe poi ma si sente piano piano, poi a poco e poi via, e questo che non dice che è il nome appunto che una parola, una lettera alla volta si forma pronunciandolo, no? E dà questo cielo in bocca. De loin, parfois, très doucement, lorsque la nuit se recueille sur nos fronts et qu'elle se remplit de silence, et qu'il n'y a plus de place pour les mots, et que peu à peu, une douceur l'entoure, comme la perle autour d'un grain de sable. Nous épelons le nom aimé pour composer sa silhouette. Alors la nuit devient ciel dans notre bouche et le nom aimé, un pain chaud rompu. Bella. E la traduzione poi, soprattutto dal quarto verso in poi, la traduzione è proprio azzeccata, bella. Adesso io ce n'ho un'altra che è più lunghina così, che si intitola Luglio, Dimanche de Juillet. Ho usato tutti. Sì. Bene, questa è più lunga. Abbiate pazienza. Luglio, virgola, domenica. Ci sono domeniche di luglio dove sembra di stare al sicuro, ma non c'è riparo, il mondo è nella luce. Esco alle 2 del pomeriggio di un pomeriggio torrido, il muro delle siepi è la mia noia, passa un motorino dove c'era il silenzio e viene in mente la parola odio. Ho pronunciato la parola odio e l'ho messa nel pomeriggio di luglio, tra l'oscillazione del ramo e il volo del merlo. Il suono cade nel suo silenzio e lì riposa in un astuccio di velluto dentro un buio guarnito di blu. Da qualche parte, dietro il rosso delle tegole, dietro il verde delle piante che non vedo, il conflitto entra nei polmoni e li fa esplodere da qualche parte, lontano e dappertutto. Bisogna non avere troppa direzione. Il giardiniere alza il suo gesto definitivo, ci si sfila dal mondo così, come da un vestito stanco delle feste, quando viene la sera. Ad ovest un mercantile ha la chiglia insabbiata e la sabbia non ha nome. Un qualunque marinaio di tiro si è steso sulle assi del ponte, gli occhi sono aperti, le congiuntive sono bruciate, il sole è senza pietà. Dimanche de juillet. Il y a des dimanches de juillet où l'on pense être en lieu sûr, mais il n'y a pas d'abri, le monde est dans la lumière. Je sors à 2 heures d'un après-midi torride. Le mur de haie est mon ennui. Une mobilette traverse le silence et le mot haine me vient à l'esprit. J'ai prononcé le mot haine et je l'ai mis dans cet après-midi de juillet, entre le balancement d'une branche et l'envol d'un merle. Le son retombe dans son silence et se repose là, dans son étui de velours, dans le noir doublé de bleu. Quelque part derrière le rouge des tuiles, derrière le vert des plantes que je ne vois pas, la tension pénètre mes poumons et les fait exploser quelque part, loin et partout. Il ne faut pas avoir une direction sûre. Le jardinier accomplit un geste définitif. Ainsi se déshabille-t-on du monde, comme d'un habit chiffonné par les fêtes, lorsque le soir descend. À l'ouest, un cargo a sa quille ensablée, et le sable n'a pas de nom. Un quelconque marin de tir s'est allongé sur les lattes du pont, les yeux grands ouverts,
la rétine brûlée, et le soleil est sans pitié. Solo un momento. Grazie, grazie, grazie. Ho scelto questa poesia, come suggerirei anche di leggere poi la poesia scritta con la matita, per esempio, perché fa un gioco particolare e parla di parole, di come le parole costruiscono il mondo intorno a noi e come le parole appunto ci portano al mondo degli altri. E in questo appunto sta la vita e anche la poesia tante volte di Pierluigi, che qui in queste poesie e in altre viene proprio messa a tema. A me quello che è piaciuto nella poesia di Pierluigi Capello è quello che si può dire l'estetica del poco, perché ci sono delle poesie che intrecciano e la lirica e l'epica, perché lui parla di se stesso ma parla anche della sua gente. E quello è molto commovente, perché la poesia, i vostri nomi, ricorda tutte queste persone, è bellina questa poesia, anche ombre, perché io quando leggo queste poesie vedo anche delle immagini, sento dei profumi, è una poesia molto sensoriale, si può dire. E ora mi piacerebbe di chiedere a Cindy, perché lei ha fatto questa scelta e come l'ha fatta per illustrare tutte queste poesie che prima, l'avete capito, lei aveva letto. Allora, forse Gianmaria puoi tradurre tu, capisci perfettamente il francese. Certo. Allora vai. D'accord. Alors, je vais vous expliquer le processus créatif un peu pour concevoir cette illustration. Lei vi spiega il processo creativo per questa illustrazione? Donc j'ai lu une première fois les poésies entièrement de Capello. Una prima volta ha letto tutte le poesie di Pierluigi Capello. Et dans une deuxième lecture, j'ai essayé de faire ressortir de la poésie des mots un peu clés. E poi dunque ha provato in una seconda lettura di fare emergere delle parole chiave. Et je les ai traduites en images, en symboles. E le ha tradotte in immagini e in simboli. Et donc il y avait beaucoup d'images et de symboles justement qui sont ressortis de ces poésies. C'erano tante. Ensuite, j'ai réalisé ma composition sur une feuille de papier aux dimensions de la couverture, donc de la première et de la quatrième de couverture. Dunque poi ha realizzato un primo disegno sul formato del libro prima e quarta di copertina. Mais tout ne pouvait pas être exploité parce qu'il y a des écritures, donc c'était pas ingénieux de faire tout apparaître. Tutto non poteva essere usato perché era un po' complicato per qualche parole, qualche simboli anche. Et donc j'ai dû proposer deux couvertures. J'ai extrait de ma composition deux couvertures, voilà. Ha proposto dunque poi due copertine. E siamo noi che abbiamo fatto la scelta di quest'ultima. E allora come mai, perché, che cosa rappresenta? Alors, pour moi, c'est très subjectif, mais la personne au milieu pourrait être Pierluigi Capello et il est entouré de ses proches. Nel centro ci sarebbe Pierluigi, dunque con i suoi amici, con la sua gente. Sa famille. La sua famiglia. Ok. Et Pierluigi, dans ses poésies, parle beaucoup du père, de son père. Lui parla molto del babbo, del padre. Qui est mort, et pour moi, Pierluigi fait le lien entre son père et les vivants. Dunque è lui che fa il legame tra il padre e i viventi. Le père et les aïeux aussi. Enfin, y a pas que... Il padre e anche gli antenati. Quand j'ai lu les poésies, il y a trois mots qui sont ressortis. Donc il y a le mot mémoire, au-delà et demain.
Dunque per lei sono tre parole che sono emerse. Dunque la prima memoria, poi al di là e poi domani. E il suo sguardo soggettivo, è così che lei ha letto queste poesie. Et donc Pierluigi fait le lien entre ces trois mots. Pierluigi fa il legame tra queste tre parole. Voilà. Sì. Pour les couleurs, le bleu, pour moi, c'est une couleur de sérénité et d'acceptation des choses aussi. La serenità, il blu Et l'acceptation. e l'accettazione delle cose. Voilà. Et donc la forme, c'est une spirale à la base et ça représente aussi le C de Capello. Può essere anche il C di Capello. E io vedo altre cose, ma ognuno penso verrà le sue proprie cose. Perché potrebbe essere anche l'incidente con questa persona un po' travolta qui in cima, può essere anche tante altre, l'autostrada che passa nella valle. Ci sono parecchie cose e secondo me è una copertina ispirata. Sì. Grazie. Se posso, ringraziando anche che la traduzione che non è facile, secondo me l'idea, tanto c'è l'azzurro, appunto è il titolo di un suo libro, l'azzurro elementare, c'è lo sfondo, c'è il cielo, lui voleva volare, tra l'altro ne parla tanto, quindi e secondo me questa parte ci sta, insomma, no? Questo poi nella piena luce, no, mi soffermo però sulle tre parole di cui ha parlato, sembra strano, no? Nel senso che memoria e domani come estremi, come due direzioni che sono effettivamente, no, una porta a costruire l'altra, il domani poi un po' alla volta porta a costruire la memoria, quindi c'è una continuità, ma di fatto di questi tempi di al di là non ne parliamo molto e non so io, ma non si parla neanche di cosa sia poi questo al di là. Al di là è la continuità dei vivi e dei morti, che è una cosa che sentiva moltissimo proprio come fraternità, come affetto, no? Che persiste anche dopo che appunto la parte mortale della nostra esistenza viene meno, e in questo non occorre avere fare una fede confessionale, credo sia la parte bella della vita, della memoria e del domani, sia quella che la memoria e il domani facciano proprio da mediatori di questa coesistenza di chi non c'è più. Io devo dire la verità, certe volte mi devo convincere, mi devo dire che Pierluigi è guarda che sei morto, nel senso che mi trovo che sto a discutere, a parlare come facevo una volta con lui, a dire delle cose, insomma, no? Spontaneamente. Poi, adesso una battuta, guarda che sei morto, è una battuta, però, accidenti però. È un attimo, una frazione di secondo, come una frazione di secondo l'inizio di questa frazione di secondo però rendersi conto. Però voglio dire questo, che non è essenziale alla vita della poesia, oltre che alla vita di tutti noi questa cosa qua, perché che cos'è la poesia se non questa trasmissione di qualche cosa, una lingua, una forma che prendiamo da altri e vorremmo consegnare ad altri perché ci trovassero qualcosa. Sì, la poesia è trasmissione, ma secondo me risulta del nominare delle cose come fa lui sempre, perché nominare le cose e anche le emozioni, secondo me, il mio punto di vista, è per fuggire e scappare al tempo che ci porta via. E io penso che c'è un rapporto al tempo un po' particolare in questo libro, no? L'aldilà, domani, il passato, siamo il tempo noi. Ma perché tutto si concentra nell'istante? Tutto dovrebbe, no? Quando siamo in grado, quando la vita ha un suo peso, sono in realtà, se ci pensate, sono istanti di consapevolezza, sono momenti che attraversiamo e poi tutto il resto si costruisce intorno. Tutto il resto poi prende chiaramente da quel momento in cui attraversiamo qualche cosa che ci parla, in questo senso che ci rende anche protagonisti della nostra vita, che spesso non lo siamo, no? Solo talvolta cogliamo questo
No, Borges diceva, viene un momento, sono pochi momenti nella vita in cui noi capiamo chi siamo veramente. Chissà se è vero che capiamo chi siamo veramente, però ci viene un'idea di cosa stiamo a fare il mondo. Tante volte ce lo chiediamo, è difficile rispondere. C'è in questo che dici tu qualche cosa, secondo me, che è proprio anche una novità anche nella poesia italiana, in quello che Pierluigi Cappello fa. Non è l'unico, però lui lo fa bene. Cioè l'idea che non ci sia bisogno di strepitose, ardite metafore, che non ci sia bisogno di forzare l'espressione in modo che in fondo dica quello che mondi possa aprirti, eccetera, eccetera, no? Al contrario, che la precisione, il cogliere, no, con le parole, lui usava nitidore, nitido, terso, usava spesso come parole, erano parole che indicavano proprio una sorta di trasparenza della lingua a se stessa, ma allo stesso tempo una trasparenza che doveva essere perfetta nell'incontrare una cosa del mondo, nell'incontrare un gesto, uno sguardo, e in quel momento lì, secondo me, è un momento in cui nasce un'altra forma di evocazione che è una specie di cattura dell'istante, insomma, di cattura di un momento in cui quello che stai vivendo rivela te, rivela il mondo e te al mondo, insomma, rivela il mondo a te e te al mondo. Bene, non so se è l'ora, no? È l'ora che mi dispiace di essere arrivato qui, poi dammi che leggiamo un altro veloce. I vostri nomi sarebbe bello, anche, non è tanto Proviamo i vostri nomi. I vostri dai. nomi per me piacciono molto. Sì. Continuiamo, allora leggiamo la poesia, possiamo leggere la poesia. Poi tu leggi a lui. Ma lui sa leggere. Sai leggere? Provi, questa volta. I vostri nomi. Ovviamente controcanto successivo e splendido a queste tematiche, a questo tema è Parole povere, chiaramente, che si trova più avanti nella produzione poetica di Pierluigi, e poi su Chiusaforte appunto ci sono vari momenti di riflessione. I vostri nomi. Ieri sono passato a trovarti, papà. La luce in questi giorni non è tagliata dall'ombra. Negli alberi senza vento c'è l'odore secco dell'aria. Per come posso, ti ho portato il racconto dei temporali. L'odore d'inverno sulle tempie. A Chiusaforte è nevicato, nevica sempre, e le fontane sono ghiacciate. Penso, per qualche momento, che tu sia ancora lassù, ad accatastare legna con cura, e non in luoghi come questi, la casa di riposo con la pista per le bocce, dove stare raccolti come le foglie nel parco, uniti nell'attesa, lontani dalle città assediate. Dicevate domani, dicevate questo è il figlio, e con il silenzio del fischio nella bufera i vostri nomi sono andati via, poiché siete stati popolo e ombra, remissione e forza. Il tuo nome, papà, è quello di Bruno, che non era un antilope e tirava sassate al pettirosso sul ramo più alto, o quello di Giordano, o quello di Cesare, o quello di Alfredo, l'artigliere, o quello di quelli che come te sono stati bambini che hanno detto domani. E adesso non è troppo dire quanto poche sono le foglie cadute sui giorni di novembre per dire cos'è l'inverno negli occhi mentre viene. Tutto il poco possibile è qui, nei vostri corpi piegati come l'ulivo, sulle vostre facce di monete graffiate, in questo spazio, in questo tempo, confusi
come il cielo e la terra quando nevica. E se c'è un'uscita, papà, anche se non posso dire domani, la sua luce sulla soglia è questo stare dei tuoi occhi dentro i miei, quando pensarvi vivi, liberi e scalzi, le tasche piene di sassi, la memoria di voi che trema in noi come una stella incoronata di buio. Sì, questa poesia è una di quelle che mi piace di più perché io sono nativo anche della campagna e sono tanti ricordi così. Mio babbo era contadino, sicché mi riconosco un po' in certe immagini. Hier, je suis passé te voir, papa. Ces jours-ci, la lumière n'est pas coupée par l'ombre. Dans les arbres, sans vent, il y a l'odeur sèche de l'air. J'espère t'apporter le récit des orages, l'odeur de l'hiver sur les tempes. À Chiusaforte, il a neigé. Il neige toujours, et les fontaines sont figées dans la glace. Je pense par moments que tu es encore là-haut, à ranger les bûches avec soin, et non pas dans ces lieux, la maison de retraite et son terrain de boules, où vous vous retrouvez, comme des feuilles dans le parc, unis dans l'attente, loin des villes assiégées. Vous disiez « demain ». Vous disiez « voici mon fils », et avec le silence du sifflement dans la tourmente, vos noms s'en sont allés. Vous qui avez été peuple et ombre, rémission et force, ton nom, papa. Et celui de Bruno, qui n'était pas un aigle et qui jetait des cailloux aux rouges-gorges sur les hautes branches, ou celui de Giordano, ou celui de Cesare, ou celui d'Alfredo, l'artilleur, ou celui de ceux qui, comme toi, ont été des enfants qui ont dit « demain ». Et maintenant, ce n'est pas trop de dire le peu de feuilles tombées sur les jours de novembre pour dire ce qu'est l'hiver dans les yeux lorsqu'il vient. Tout le peu possible est ici, dans vos corps tordus comme l'olivier, sur vos profils comme de monnaies éraflées, dans cet espace, dans ce temps confondu comme ciel et terre lorsqu'il neige. Et s'il y a une issue, papa, même si je ne peux pas dire demain, sa lumière sur le seuil et cette présence de tes yeux dans les miens, le fait de vous imaginer vivants, libres et pieds nus, vos poches remplies de cailloux, votre mémoire qui tremble en nous comme une étoile couronnée de noir. Avrei una domanda da fare a Gianmario, perché anche Pierluigi diceva che la traduzione era spesso tradimento. Allora qui c'è un'espressione che era impossibile di tradurre letteralmente in francese. Bruno che non era un'antilope. Come tradurre non era un'antilope? È che non era un'aquila. Traducendo che non era un'aquila, sì. Ma non è la stessa cosa, perché non vuol dire che non era un'aquila. Anche noi si dice che non era un'aquila per dire quello che voi intendete. Gianni ha tradotto in francese. un'aquila, ma io non sapevo che cosa dire. Era quello che volevo chiedere a te. No, che non era un'antilope, è proprio un'invenzione di Pierluigi, che io intendo che era uno che saltava o qualcosa del genere o che percorreva. No, cosa vuol dire? Ma un'antilope però è una forza della natura, ecco, però è una forza di terra, mentre quando noi diciamo che non era un'aquila, pensiamo a uno che non era molto sveglio, Sì, esatto. E sono due cose diverse, però, a vantaggio di ogni traduzione, sai, c'è di peggio, non è tanto traduttore e traditore, peggio ancora secondo me quel che diceva, mi pare Goethe, che diceva, Goethe mi pare che dicesse qualcosa come... la traduzione è tutto ciò che resta quando non c'è più la poesia, Sì. no? E quindi era ancora più tranchant rispetto a questo. No, in realtà è vero il contrario, la traduzione è necessaria, anche quando per ragioni di idiomaticità, no?
Qui è stata confusa per idiomatica un'espressione che non lo era ed è stata trovata un'espressione idiomatica per sostituirla. Un piccolo, ma succede, guarda, a un certo punto in una poesia tradotta in italiano dei War Poets, cioè da un traduttore bravissimo, a un certo punto traduce Giove, che non c'entrava niente. Io mi chiedo perché Giove, dopo pensa che ti ripensa, in realtà era Love, quindi love, ma scritto a caratteri chiaramente capitali, cioè, e lui si era confuso, gliel'ho fatto notare e non mi ha più rivolto la parola, per cui bisogna anche stare attenti a come si guardano le traduzioni. Però cosa succede nella traduzione? Perché è importante? Perché da un lato le lingue sono sempre vicine, si parlano, come le persone si parlano anche le lingue. Le lingue viaggiano con i corpi, viaggiano con i pensieri, sono attaccate alla nostra vita, al nostro corpo, ma sono anche capaci di andare lontano, insomma, di raggiungere. E quindi, soprattutto lingue sorelle come il francese, poi e l'italiano, non ne parliamo, sono lingue sorelle ma anche capaci di falsificare molto, molto dal punto di vista sia dei suoni sia ancora di più del lessico, perché, vabbè, adesso non faccio la storia della lingua, ma diciamo che il francese è una lingua che ha un'unità ferrea linguistica praticamente ufficiale dal 600, l'italiano deve ancora finire di farla, per cui mantiene una varietà lessicale regionale, eccetera, eccetera. Per cui lasciamo stare. Però ecco cosa voglio dire di importante secondo me, che è un incontro di poetiche, è un incontro di modi, di punti di vista sul mondo, di punti di vista sulla poesia. E quello che arriva con la traduzione a chi la riceve, ovviamente, non è un problema di noi italiani, noi lo leggiamo in italiano. Quel che arriva a chi lo riceve, però, quel che arriva da una traduzione fatta con l'amore per quella poesia, è sempre qualche cosa, uno stimolo, una percezione che arricchisce la nostra lingua. A me tutte le volte che un poeta straniero è stato tradotto in un certo modo e sono entrato in confidenza, perché in realtà la poesia è talmente fine che io non conosco nessuna lingua, forse neanche l'italiano così bene per poter leggere in un'altra lingua, alcune non sono arrivabili, e quindi comunque è una fascinazione, uno stimolo che arriva alla tua lingua, al tuo modo di percepire il rapporto tra la lingua e il mondo. Quindi sono necessari e importanti sempre. Ma il rischio di falsificare, come dicevi, esiste, e quello è terribile perché bisogna essere molto attenti. Io mi ricordo, ho tradotto anche qualche altri poeti, e Umberto Pilsanti mi diceva che un americano aveva tradotto un suo verso che diceva che sua mamma aveva i capelli lunghi fino alla vita, e il traduttore aveva detto until the life. Non ha più senso, non ha più senso. Sì. E anche Eri De Luca, che lui è tradotto dalla famosa Danielle Valin, lei ha fatto uno sbaglio terribile perché lui diceva che era seduto in una birreria di Monaco e lei ha tradotto in una brasserie di Monte Carlo. No. Sì, succede, ma sono cose, bisogna, e qui là mi dispiace, ma non so. Però posso dire un'altra cosa, ancora di un altro poeta straordinario che si chiama Paul Celan, poeta ebreo, rumeno, tedesco, eccetera, eccetera, che conosci bene. Ecco, c'è una antologia tradotta nel 76 da due non traduttori di professione e neanche germanisti di professione, che sono Moshe Khan e La Bagnasco, che è viva, e c'è il Meridianone con tutte le cose fatto da Giuseppe Bevilacqua, che è un professorone germanista, eccetera, eccetera, ma è una traduzione che non c'entra niente con la poesia, diventa un poeta parnassiano che non è. Quindi è un incontro, come gli incontri vanno anche male, come anche gli incontri vanno male, va male anche la traduzione, però quando funziona... Perché ci sono poesie molto ermetiche anche, come tradurre. Sì, va bene.